Primo weekend di controesodo d'agosto e le previsioni della vigilia sono state confermate. Traffico intenso e code su tutte le principali arterie della regione da e per le località di vacanza. Litorale, laghi e montagna veneta presi d'assalto per il ponte di Ferragosto cominciano a registrare i primi rientri ma anche gli arrivi di chi ha scelto la seconda parte d'agosto per le ferie. Rallentamenti e incolonnamenti hanno caratterizzato tutta la giornata anche per alcuni incidenti che hanno ulteriormente aggravato la situazione. Code fino a 7 km stamani in A4 tra Spinea e Padova Est per un tamponamento tra auto. Traffico molto sostenuto anche nelle due carreggiate della A4 in prossimità delle località del litorale, in particolare nell'area di San Donà di Piave e La Tisana. Un lungo serpentone di auto anche verso la montagna stamane, coda in A27 direzione nord dalla Marca fino a Pian di Vedoia e all'innesto con la 51 di Alemagna. E bollino rosso è previsto anche per la giornata di domani. Bollino rosso, ricordiamo a tutti che significa che il traffico è assolutamente intenso su tutta la rete viaria principale e suscettibile di imprevisti che lo possono congestionare e bloccare in qualunque momento, trasformandolo in cosiddetto codice nero, cioè traffico bloccato e quindi code, lunghe code e disagi per la circolazione. La raccomandazione per chi deve mettersi in viaggio è sempre quella della prudenza, informandosi sulle condizioni del traffico. Si ricorda che il divieto di circolazione per i mezzi pesanti, che oggi si è concluso alle 16, riprenderà domani, domenica, dalle 7 alle 22.